Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, Fioi, serie pazzesca, nel senso, classiche serie comendiane paurose e pazzose, che senza un senso logique. Allora, Fioi, siamo in UEFA Champions League, sarà la Champions League impossibile, ma fatta come? Fatta a 32 squadre completamente al servizio del Cume. Nel senso che noi giocheremo tutte le partite di tutti i gironi, tutte le fasi con una squadra tra le due in quel momento, quella che mi piace di più, in questo caso vedete Leeds-Barcellona, quindi affronterò il Leeds, fino ad arrivare alla fine e vediamo chi riuscirà a portare alla vittoria. Cioè, e su questa Champions sono tutte le squadre con maglie e soprattutto leggende diverse, proprio per vederle tutte e soprattutto poter vedere più squadre, avere una Champions che sarà lunga la serie, però secondo me così ci voglio provare ragazzi, è un esperimento, voglio vedere se piace anche a voi. Intanto andiamo a vedere i gironi che sono, c'è proprio una Champions impazzita perché è stranissima. Allora, gruppo A, Barcellona, Inter, Roma e Leeds, quindi girone abbastanza complicato. Nel B, Manchester United, Lazio, PSV e Bayer Leverkusen. Nel C, Bayern Monaco, Napoli, Chelsea, Olympique Lyonnais. Nel D, Real Madrid, Milan, Derby d'Europa, Monaco e Newcastle. Nell'E, PSG, Arsenal, Valencia e Venezia, e c'è veneziano. Nell'F, Liverpool, Atletico Madrid, Fiorentina, Celtic. Nel G, Ajax, Manchester City, Oman Blue, Parma e Porto. Nell'H, Juventus, Tottenham, Borussia Dortmund e Deportivo La Corugna. Raga, regola le ultime 4 squadre, nel senso negli 8 gironi, le 4 che hanno fatto meno punti, in differenza reti peggiori e tutto, andranno via da questa coppa e ne arriveranno altre 4. Se faremo una seconda serie, se può piacere. Secondo me è un'idea bella, nel senso vediamo proprio la Champions con tutte le partite, in questo video ne faremo solo 2, poi saranno 3 a video. Ci vorrà un po', però, insomma, chi ci corre dietro? Nessuno. Allora, avanzamento, impostazione partecipanti, però devo mettere, io uso il Leeds ovviamente, allora questa sarà con l'allenatore, perfetto, andiamo a vedere le divise, purtroppo quella del Leeds non l'ho trovata, però comunque anche il Leeds, quale teniamo? Vabbè, la classica, l'FC Barcellona, gli mettiamo la storica, perfetto. Però vediamo, no, forse vediamo un attimo. No, andiamo con la classica, dai. Quella della Nike non c'è degli anni del 2001, porca miseria. Schema di gioco. Tu. Come leggenda abbiamo Rush e Rio Ferdinand, quindi insomma non proprio due pippe, ecco. Ta. Qua abbiamo un 78, che è meglio metterlo. Scusate. Robert che è veloce. Ok, direi che la squadra comunque c'è. Benissimo, se lo ricordiamo perché. Ok. Molto bene, si comincia. Leeds United Barcellona, prima partita della UEFA Champions League impossibile. Dai raga, voliamo verso la gloria. Vediamo che alla fine, sì, chiaramente qua la mia sensazione è che prenderemo delle bombe atroci perché il Barça ha Ronaldinho, Rivaldo, Puyol, Xavi, Iniesta, non è proprio una squadra scandalosa. Poi c'era una maglia ragazzi, che la maglia, cioè la più bella maglia del Barcellona secondo me. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club e loro, i giocatori, Vediamo non Ronaldinho sanno quanti gol ci spara. che sarà dura. Girone della morte per il Leeds. Sono due squadre, tre squadre di Serie B, il Venezia, il Leeds e il Deve Deportivo. mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso Guardate Vitor benvenuto a Ferreira Fabio, Rivaldo ora ragazzi, mamma l'appoggiata. mia. Ronaldinho, mamma che Barça. Questo è un complesso E sportivo forse dalla non classe giocano più neanche tutte le professionale. leggende. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Eccoli qua. Peccato non c'è la canzoncina della Champions, potevano metterla anche, però allora, Ian Rush è la stella insieme a Ferdinand, il Barça ne ha un po' Digno. Vara Vitor, vara Vitor, vara Vitor. Vai! Si comincia l'Elan Road, Vecchio Glitz. torneo, nuova edizione, stessa altalena di Inizia emozioni. la UEFA Allacciate bene Champions le League. cinture, mancano solo pochi istanti a calcio d'inizio. La partita inaugurale del girone Peccato che offre non ci sempre sia diversi spunti, Fabio. Mark È Viduca, anche la prima occasione Alan per mandare un Smith, messaggio alle altre Olivier forze di Dacour, gruppo. Una di un parte Leeds che ormai non c'è importante la più, giocherà il Phillips. nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione.
Dobbiamo tenere palla, veramente, chiaramente. Dallas Spazio sulla fascia. la mette in mezzo. Rush, peccato. Rush chiaramente ha giocato le sue migliori stagioni al Leeds, a Liverpool, però è chiaro, ha giocato l'ultimo anno al Leeds, ha detto, ho trovato una leggenda del Leeds, devo metterla, cioè per averne almeno due. Sapete che sono un tifosissimo. Azione fallosa, nessun dubbio. Scusate un attimo. Ok, scusate. Attenzione. Tenta la conclusione. Mamma mia, Rush! Attenzione, attenzione! Ed ecco del Leeds! Ed ecco del Leeds, che culo! Il Leeds va in vantaggio! Pazzesco, autogol proprio di Digno! Autogol proprio di Digno, che piange! E il Leeds va in vantaggio! Pazzesco, la Champions, è proprio impossibile, guardate, tiro di... Che poi è quella che è un po' la stellina del Leeds, Scacleton, come cazzo si pronuncia? Incredibile, it's incredible. Il primo gol della Champions League impossibile è di Digno, ma è un autogol. It's incredible, come it's incredible. Ronaldinho. Siamo sempre a livello campione. E 7 minuti. Digno, attenzione, Digno vuole subito rifarsi. Digno. C'è Messi. Leonardo Messi, perché non è Leo, ma è Leonardo. Ha fatto tutta la perfezione. Ferdinand, abbiamo un Un intervento da manuale. Shackleton, adesso non so la pronuncia onestamente, scusate. Però questo è forte, È veramente forte. Attenzione Dallas. Arriva nella tre quarti Dallas. Un Leeds sorprendente. Elder Costa, mamma mia! e riesce a spazzarla via. Incredibile, la Road è impaurito da quanto è felice, è quasi impaurito dalla felicità. Harrison. Contrasto molto deciso. Phillips. Cerca di pescare Il Barcellona è furioso e si vede, il Barça è furioso, attenzione, Rivaldo. Mamma mia. Che grande. Rivaldo sbaglia un gol praticamente fatto. Non si è fatto superare. È un po' dura col Barça, ragazzi, leggermente, proprio leggermente. Peccato non avere i diritti della Champions come una volta, cacchio. Accio! Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di Rush. mettere il cross. Vai a Rush, vai. Sei tu la stella in attacco. Harrison. Comunque un Leeds che si difende molto bene, con una squadra 100 volte superiore. Le risorti della gara in questo momento. E così siamo evidentemente sull'1-0. Provano a ripartire da dietro. Scodella in avanti. Sarà una Champions lunghissima, vediamo chi la porta a casa, io chiaramente spero o Milano Venezia, Senza palla, grazie a ma non questo sarà movimento, semplice. I giocatori hanno sempre diverse opzioni di passaggio e chi ha il pallone non è mai in difficoltà. E in questo Ma modo il Barça è in difficoltà, ragazzi. Questo Leeds fa veramente cose egregie. È proprio così. Non devi Rush. necessariamente cercare sempre l'uno contro uno. No, passaggio non Soprattutto propriamente meraviglioso. Alzarsi velocemente per ricevere il pallone in buona posizione. Guarda che roba. Non riusciamo a prendere palla, hanno un tiki-taka incredibile. si allunga per arrivare al pallone. Però ce la stiamo giocando molto bene e quel gol un po' fortunoso ci sta aiutando. A livello di morale, attenzione. L'estremo difensore la calcia lunga. Finisce il primo tempo 1-0, autogol di Digno, pazzesco a Elland Road. Gli spogliatoi, il primo tempo intenso. Ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono In un girone molto molto difficile, perché si vede che... Solo la rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Non sempre abbiamo la fortuna di commentare partite come questa. Per i tifosi delle due squadre la tensione è forse insostenibile. Ma Vai, bravissimo Rush. Rush si invola. 1-0 e siamo nell'interno. Ah, peccato. L'azione è già ripresa. Mi piace solo non poter mettere la maglia del Madrid, che c'era quella del 2002-2003 della Siemens Mobile, stupenda, ma il Real ha 4 maglie. Griezmann. Stai zitto, come aspetta, attenzione, non ci capisco più niente. Digno, mamma mia. Ha 4 maglie già e non puoi solo scriverne una, infatti non so. Scrivetemi se si può cambiare una maglia originale, perché io non ho trovato il modo. Rush. Ecco Iarash. Bellissimo per Elder Costa. Attenzione il Leeds! Pallone! No, che ciofeca, questo mi costerà caro. Peccato, qui sarebbe stato davvero un gran bel Mi gol. ricordo il girone con Milan, Barcellona, Leeds e Besiktas, mamma mia. Ha fatto merda Shevchenko quegli anni, mamma mia. Però noi siamo usciti nel secondo girone col Super Depor. Il portiere la spedisce su. Mi ricordo, abbiamo vinto anche a Riazor, tutto Deportivo, una squadra
ci dà bei ricordi, ma anche no. Attenzione Dallas. Comunque è un Leeds sontuoso. È un Leeds sontuoso. Si vede poco Rush, paradossalmente. La stellissima della squadra. Eldrick Costa. Harrison. Ah, peccato. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Passaggio in avanti. Sarebbe importante per il Leeds portare a casa i 3 punti Griezmann. in casa all'Elland Road. È davvero una bella serie di passaggi questa. Xavi, Xavi. Vitor, Rivaldo, ancora Xavi, Barcellona che non ci fa capire niente. De Jong, Digno. Non aveva scelta in questa occasione. Devono pareggiare. La perdiamo, il Barcellona sta dominando adesso. Messi, Leonardo, Messi perché lui è Leonardo, Griezmann. Bravi. No, che culo anche loro. Può calciare la rete. Madonna, bravissimo. Mamma mia che Leeds. Mamma mia che Leeds. Rush. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Sergi, Roberto, Leo Messi, Ecco Griezmann. Antoine, Digno. Ronaldinho. Aia Griezmann, qua la stoppa bene, ma è palo. Qualcuno ci ama ragazzi, qualcuno ci ama. Un altro attacco sventato. Molto fortunato il Leeds in questo frangente. Cerca la fondo, palla al piede. Rush, peccato. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi Non di adesso, perdere la Antoine. concentrazione così. Aia, qua hanno qualche tiratore, ma proprio Trasse qualche. regolare, dunque calcio di punizione. Si è Leo, preso la sbaglia palla. Leo. Ancora Leo però, e ancora Leeds. Digno, Xavi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E finisce qua, incredibilmente già subito. Prima sorpresa da questa Champions impossibile, Leeds United batte il Barcellona 1-0. Incredibile, it's incredible come, it's incredible. Non potevano chiedere di meglio. Iniziare il torneo con una vittoria ti dà sicurezza. E adesso abbiamo Roma-Inter ragazzi. Abbiamo Roma-Inter, che cazzo però. Ok. Allora, informazioni, io penso sia, spero che sia, cioè che facciamo non un girone su una volta, eccolo qua, comunque Leeds i primi 3 punti. E adesso andiamo al... ok. Noi chiaramente... Ok ragazzi, ho messo a posto un po' i joystick perché con 2 joystick è un po' un casino. Allora, fammi vedere, ok, aspetta un attimo, calma, avanzamento. Inter-Roma, partecipanti, in questo caso... ok, e noi siamo la Roma, perfetto. Andiamo prendendo un po' la mano a Giuseppe Vergomi ragazzi, e il Beppe. Guardate che chicche, eccole qua. Cioè ragazzi, ecco, questo vale il prezzo del biglietto. Schema di gioco. L'Inter c'ha Ronaldo, Zanetti, Bergomi. Insomma, non è proprio una squadretta, ecco. Allora, andiamo con la Roma, neanche noi. No, zio, ok. Aspetta, scusate, ragazzi. Quando giochi con la squadra in trasferta è più un casino. Allora, noi abbiamo Cafù, Chivu, De Rossi, Totti e Massaro, che chiaro che ha fatto tutto il Milan, cioè Massaro è solo Milan, però per bilanciare l'avrò voluto mettere alla Roma e comunque ha fatto qualcosa. Ha fatto una prestazione sublime, l'avrà fatta, no? Comunque è chiaro che Massaro è un idolo, però volevo un po' distribuire meglio. Lasciamo Zecco, il prossimo tempo lo mettiamo. Va bene, direi che possiamo andare. Porca miseria, scusate se... No, guarda, un attimo solo. Ok raga, forse ci siamo, ripeto, un po' di pazienza perché con i 2 joystick faccio presto a sbagliarmi. Niente, insomma, prima partita abbastanza una sorpresa, con il Leeds che batte il Barça 1-0 con autogol di Digno. E adesso vediamo subito un derby in questa Champions League. Inter-Roma, e noi chiaramente siamo con la Roma, l'Inter sarà difficile. Guardate ragazzi, guardate le maglie e guardate Cecco e Bergomi ragazzi. Cecco e Bergomi. Questa è bella, questa poi vabbè, sta maglia dell'Inter è divina, la maglia della Roma idem. L'Inter a meno leggenda di altre squadre, però ha un certo fenomeno che è veramente immarcabile. Vediamo la seconda partita del gruppo A di UEFA Champions League.
Inter-Roma. Ecco una cosa, con le partite in trasferta, secondo me ci sarà quel dati partita che non so il perché, col fatto che la squadra di casa gioca con cioè gioca da allenatore, diciamo, però vabbè, chi se ne frega. Mamma mia, guarda Totti come è fatto, ragazzi. Guarda Cecco, guarda Cecco! No, cioè, sono nostalgico, lo so, però che si può. Perfino le maglie erano più belle una volta. Vai Cecco, vediamo se qua la Juve riuscirà a vincere la Champions. Zaniolo, Cafu, una delle squadre che ho più voglia di usare la Roma perché ha un Totti meraviglioso. Totti, Under. Guardate la Roma, Totti, Totti, mamma mia che giocatore Francesco. Qualcuno può storcere il naso con, come si dice, la scelta di Massaro alla Roma, ma ripeto, l'ho fatto perché comunque il Milan aveva già Sheva, Maldini, Baresi, ci ho aggiunto anche Demetrio. C'è Sheva che è una bestia, cioè non potevo, ragazzi, infatti come gli olandesi sono nelle rispettive squadre delle Eredivisie, Orto Bilanciano non potevo, Massaro lo volevo metterlo alla Roma, c'era anche la Fiorentina, il Monza no ovviamente, però ho deciso di metterlo alla Roma. Vai Danielone, è ritornato Danielone Totti, attenzione il fenomeno, ai ai ai, Saviero, Christian Kivu, attenzione Kluivert, è un misto di Roma giovane e Roma legend, bellissimo, c'è, peccato. Il suo pallone è morbido. Dzeko cerca il pallone filtrante, ma c'è recupero. Ottimo, Danielotto, Zaniolo, peccato. Partita difficile, ragazzi, questo è un derby italiano in Europa. Attenzione Lukaku, grande Pau. Mancini, Zaniolone. Non c'è stato praticamente un tiro in porta. Vai Za. Sono piuttosto sottotono. Zaniolo che può diventare la stella. De Rossi, niente da fare. Attenzione il fenomeno voglio usarlo, almeno una volta lo usiamo, Tanto è arrivata tante ripartite da fare che possiamo vedere tutte le squadre con tutte le combinazioni diverse. Attenzione Biraghi, Biragone. Occhio a cross. Prova ad andare via con eleganza. Attenzione Lukaku. Ma noi vogliamo vedere il fenomeno. Questa opportunità di contrattaccare e ci hanno messo troppo. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Partita collosa San Siro. Cafu, pendolino, attenzione pendolino Cafu. Under. De Rossi. Danielotto per Zaniolo. Francesco. Erpupone. Cecco. Peccato, l'Inter, ragazzi. Non è per niente scarsa. Sentite Inter, il coro dalla nord. Zaniolo. Danielotto. Ma che palle però. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Vedrai. Il tabellone dice ancora 0-0. Dai, sveglia ragazzi. Zaniolo. Tenta la fondo sulla destra. Zaniolo per Dzeko, niente da fare. Siamo al 40esimo partita un po' collosa. Recuperano il possesso del pallone. Bellissimo per Cafu. No, per Under, scusate. Under. Parata di Handanovic. Attenzione Dzeko. Kluivert. Sarebbe bella una sfida Kluivert contro Kluivert, ma non penso ci sia Patrick. Non mi ricordo. Oh sì, non me lo ricordo. C'è anche Kluivert tra le leggende. Beh, l'Ajax è tra le favoritissime, quella squadra che fa paura. Attenzione Zaniolo. L'Inter è un po' rimbambita. Dzeko. Peccato. Finisce il primo tempo 0-0 a San Siro. Inter 0, Roma 0. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Schema di gioco, che palle. Guarda Fabio, a parte la mancanza di reti, non ci sono molti altri appunti da fare. Proviamo. Continuano così, prima o poi troveranno la Massaro. almeno speriamo. Che per andare nei menu solo con quello principale lo posso fare. Che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Vai. Partiti.
E speriamo che questo secondo tempo possa regalare. Seconda frazione, Massaro fa un po' sensazione vederlo così. Finora entrambe le squadre Ma va bene. sono state estremamente attente e concentrate, ma nel secondo Zaniolo. tempo comincerà ad affiorare Non la possiamo avere solo noi leggende, anche se il Milan ne ha avute un po', Attenzione, Danielone. Cafu, i suoi proverbiali cross, Cafu. Cecco! Mamma Cecco, guardatelo, guardatelo, è perfetto Cecco. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Sempre 0-0. La Roma si fa vedere con Cecco. Vedrai. Sensi. Cristiano Biraghi. La mette Attenzione, in avanti. Lukaku, Romelu. Se ne va. Romelu se ne va. Lukaku. E così Lukaku segna il gol per l'Inter, esplode San Siro. Inaspettato sto gol, ma è arrivato. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Inter in vantaggio. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo. Tutti aspettavano il fenomeno a Zanetti, ma arriva il golazzo di Romelu. Lukaku. L'Inter si porta in vantaggio 1-0. Qualsiasi cosa abbia Dai, fatto raga, dai. l'allenatore nella pausa ha funzionato a meraviglia. Totti, Erpupone vede molto bene Massaro, non ci credo, prima del tiro lo ferma. In avanti. Ecco un'opportunità. Attenzione Ronaldo, sì, Cercano l'azione veloce. Ronaldo. Mamma mia, per fortuna ha tentato il pallonetto, ma non ho capito niente. Scatto di Ronaldo devastante. Mi è piaciuto avere anche Vieri, ma non c'è tra le leggende Bobaldo. È stato bello rivedere la coppia Bobaldo, Ronaldo Vieri, Madonna. Aia. Qui marcatura asfissiante. Palla filtrata per Lukaku. Ottima la pressione difensiva. Ok, vai Massaro. Vai che non è finita, Cecco, dai Cecco. Ah, non ce la fa Cecco. Cafu, pendolino. Zaniolo. No. Lukaku. Aia, Ronald. Mamma mia. La sua conclusione. 2 gol sbagliati da Ronaldo, incredibile, partita stranissima qui a San Siro. Pericolosi sfruttando le ripartenze. Però quel gol ci ha un po' tagliato le gambe, non riusciamo più a reagire. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente. Vabbè, non vogliono devo concedere fare la un po' delle possibilità riserve un po' di uno diverse, contro però, uno con il portiere. Se Detto che sbagliano Zaniolo l'uscita, qua possono è... sbagliare. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Vabbè, giochiamo un po' spregiudicati e vaffanculo. Zaniolo è molto sacrificato, centrocampista per metterli tutti, è normale che qui bisogna fare anche questo. L'inizio del secondo tempo. Ma poi vediamo di cambiare un po' il modo, la prima giornata, cerchiamo di capire un attimo il tutto. Vai Totti, vai Pupo. Under, Cafu. Totti. No, Massaro non la stoppa bene. Roma ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. L'Inter vuole cominciare con un successo. Ronaldo infermabile. L'appoggio Cafu. sulla fascia. Cristiano Ronaldo ancora fuori. Una giornata un po' strana per Ronaldo. Sarà amareggiato. Io spero veramente che possa piacere questa serie, cioè ci metterò tutto il mamma mia che rischio. È molto particolare. E vediamo insieme ogni squadra fino al cammino verso la gloria eterna. Cafu. Under. Zaniolo, bravissimo. Vai Zan. Vede Danilo. E niente da fare. L'Inter è Bergomi è impenetrabile. Senza troppi complimenti. Cafu. Bravo. Vai Zaniolo per Cafu. Vai Cafu, i tuoi cross perfetti. Massari e Totti non ci arriva. No ragazzi, cioè, la difesa dell'Inter è veramente impenetrabile. Difensori per accompagnare la manovra. Il fenomeno, bravissimo per Saviero. Saviero se ne va, bellissimo per Ronaldo, purtroppo Ronaldo 2-0. Micidiale l'Inter. Questo può essere un passo decisivo. Bellissima sta scena con questa maglia Ronaldo e Zanetti. Un gol facile, anche troppo direi. La difesa non può permettersi di lasciare
L'Inter comincia bene questa Champions League impossibile. Andava marcato stretto. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Gioca con un po' Vai di Cafù. lungo. La butta via, ma ormai è andata. Sarà rimessa con le mani. Inter e Leeds a 3 punti. Inizia così la Champions. Roma e Barcellona a inseguire. E l'Inter ha pochi giocatori, ma quelli che ha, ragazzi, mamma mia. Il quarto uomo alza la lavagna. Vai Clive, almeno il gol della bandiera. Di 3 minuti. Attenzione Zaniolo, io giocherò al massimo sempre con tutte, anche se tipo se c'è il Milan e il Leeds che rischia l'eliminazione, io giocherò sempre al massimo. Se non farò mai biscotti, chiaramente. Comunque vince l'Inter, Under piange. Risultati importanti. Ma l'internazionale mi ha ben impressionato. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Non Ok. c'è modo migliore di inaugurare una competizione come questa. Ora non solo potranno avvalersi... Dopo andremo a 3 partite, oggi finiamo qua per oggi e aspetto i vostri feedback per capire se piace questa serie. Guardate, fase gironi, giornata 1, Leeds 1-0, Inter Nazionale Roma 2-0. E ci sono 3 punticini per le due squadre, ovviamente. Ok, adesso andiamo, bellissimo, andiamo nel gruppo 2 di Leverkusen United, ciao. Bellissimo, mamma mia che figata, mamma che figata. Info competizione. Classifica gol c'è, perché? Ah, forse perché lo finì la prima giornata è prima. Può essere, Beppe, può essere. Va bene ragazzi, sono il commendatore veneziano, spero veramente che possa piacere questa serie un po' pazza del Cube. Ciao!